Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buongiorno ai nostri amici e amiche alla visione e all'ascolto, ennesima edizione del nostro audio-video giornale per le ultimissime in Friuli, Venezia, Giulia. E apriamo con la scossa di terremoto che è stata registrata questa mattina intorno alle 8:31 per la precisione, nella zona di Eraclea, 3,2 gradi della scala Richter, che ha interessato la provincia est del Veneziano. Lo rende noto la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. L'epicentro è stato individuato a 30 metri di profondità, 9 chilometri est e sud-est della cittadina. Non sono stati comunque segnalati danni a cose e persone. A 2 ore dall'evento la Protezione Civile ringrazia tutti i volontari della Regione Friuli Venezia Giulia che hanno compilato le 78 schede di risentimento sismico per 57 comuni, più di un quarto del totale, dalle quali emerge che l'evento non è stato avvertito in regione, come documenta la telefoto in sovraimpressione. Adesso cambiamo argomento per parlare di vaccini, per dire che il 22 e 23 giugno circa 1000 turisti potranno ricevere la prima o la seconda dose di vaccino a Lignano Sabbiadoro nella palestra comunale, dove viene allestito un nuovo hub. Lo ha annunciato il vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Non ci si ferma a Lignano, ha annunciato il vicepresidente, avvieremo la campagna vaccinale anche a Grado e sempre con un occhio di riguardo alle realtà turistiche a Tarvisio, con soluzioni mirate anche ad altre località della montagna friulana. Andiamo a Trieste per notizie per quanto riguarda il lavoro della questura nella giornata di ieri, perché proseguono i controlli predisposti per monitorare l'osservanza della normativa antipandemica e in caso di inottemperanza nel sanzionare amministrativamente e penalmente comportamenti non previsti. Nel complesso, dal 7 giugno alla giornata di ieri, la Polizia di Stato ha controllato nell'intera provincia giuliana 2.990 persone, sanzionandone una, mentre sono stati controllati 116 esercizi di attività commerciali. Nel pomeriggio di ieri, la volante del commissariato di Duino Aurisina e una pattuglia della Polstrada, unitamente a personale dell'ANAS, sono state impegnate nel mettere in sicurezza un'area adibita a parcheggio del parco Globoiner in località Padriciano, occupata da 7 mucche allontanatesi da una proprietà. Contattato un responsabile, poco dopo gli animali sono stati riportati nel recinto di loro pertinenza. E adesso restiamo a Trieste per una bella iniziativa, perché riparte il collegamento diretto, ne abbiamo già dato notizia, tra Trieste e Vienna. Pizzimenti con il treno Trieste-Lubiana-Vienna, un segno di ripartenza anche dopo il Covid. È un segnale tangibile che pian pianino ritorniamo alla normalità. Questo è un treno importantissimo per Trieste, ma penso per tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia. Si ripristina un viaggio che da decenni non si fa più, che è iniziato più di 160 anni fa, quindi vuol dire che siamo nella strada giusta e soprattutto con delle prospettive ottime per il turismo. Trieste, Vienna e Lubiana oggi sono un po' più vicine. Poi dobbiamo dire che Trieste viene collegata con un unico treno, un unico viaggio, con 2 capitali europee e quindi vuol dire una vicinanza non solo di percorso ma proprio di territorio, l'Europa forse più vicina. E con questo servizio è tutto per quanto riguarda questa edizione Flash. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento a più tardi. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731.
Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire, campagna di prevenzione dei problemi uditivi, acustica friulana, test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce, un'occasione da non perdere.